15ª giornata nel campionato di Serie D, amici della Wii Sport. Il Francoscoglio apre i battenti alla sfida tra FC Messina e Marina di Ragusa, formazione di mister Ernesto Gabriele che cerca la quarta vittoria consecutiva dopo aver trovato il successo contro Troina, Marsala e San Tommaso. Dall'altra parte invece la formazione di mister Salvatore Utro, reduce dall'1-1 in casa contro il Roccella, cerca punti per uscire dalla zona play-out. Aiello tra i pali, Casella e Brunetti sugli esterni in difesa, qui da Damo e Domenico Marchetti al centro. A centrocampo ci vanno Bevis e Gabriele Pini sugli esterni, Giuffrida e Alessandro Marchetti in mezzo. In avanti Cori e Carbonaro, si affida invece a Pellegrino tra i pali mister Udro con Iannò sulla destra. In difesa il reparto Mazzariddaro viene completato da Mancuso, Pullisi e Giuliano. A centrocampo Puzzo, Calivà, Mauro e Bonfiglio. In avanti Cobelli e Mistretta. Possiamo partire col fin del primo tempo, amici della Wii Sport. Subito Pullisi che mette dentro per Giuliano una seconda torre nell'area di rigore. Attenzione il Marina di Ragusa che ci prova con Puzzo, sinistro schiacciato tra le braccia dell'estremo difensore Aiello. Buon inizio della formazione di mister Udro con il tentativo sulla fascia da parte di Bonfiglio di entrare in area di rigore. Domenico Marchetti chiude e mette in calcio d'angolo, uno dei più attivi, il numero 11 in questa sfida. Dall'altra parte Alessandro Marchetti prova a battere veloce per sorprendere la difesa del Marina. Paolo Carbonaro però alza troppo la mira sopra la traversa. Al 13° calcio di punizione in casa Marina di Ragusa. Pullisi indovina l'angolo giusto e batte Jacopo Aiello, il destro del difensore centrale, trova disattento l'estremo difensore dell'FC Messina. 0-1 della formazione Mazzariddara, festeggia insieme a mister Udro il difensore Pullisi. Qui la sventagliata di Alessandro Marchetti, deve reagire l'FC Messina. Bevis prova a entrare in area di rigore, chiuso prima che possa servire in area di rigore Paolo Carbonaro. Attenzione però perché qui c'è Casella, siamo al minuto 24. Caparbio, Casella riconquista il pallone, allarga per Bevis in area di rigore il francese, mette all'indietro Carbonaro, finta di corpo, ancora Paolo Carbonaro e il gol dell'Arciere, il 10° in campionato, il 12° stagionale. 1-1 tutto riequilibrato al Francoscoglio tra FC Messina e Marina di Ragusa. Buon inizio ai Mazzariddari. Adesso la formazione di mister Ernesto Gabriele sembra poter mettere le mani sul match. Siamo al minuto 30. Casella mette dentro la sfera, Coria la gira per Alessandro Marchetti che viene steso così in area di rigore. Per il direttore di gara è calcio di rigore, massima punizione per l'FC Messina che dunque può rimontare nel giro di pochi minuti. Siamo al 33°. Facundo Coria realizza il terzo gol del proprio campionato ed è 2-1 per l'FC Messina nei confronti della Marina di Ragusa. Il mago Facundo Coria, il gol mancava dalla gara interna, quella dell'esordio contro il Giuliano. Non si disunisce la Marina di Ragusa che cerca nuovamente il gol del pari. Qui è Cobelli che serve per Mistretta, il numero 10 fa tutto bene, poi la conclusione viene deviata da Casella tra le braccia di Aiello. Ancora un calcio di punizione affidato a Bonfiglio che cerca sul secondo palo il tentativo di Giuliano, deviazione di Aiello che mette la sfera in calcio d'angolo, dal corner che ne segue ancora Bonfiglio, mette dentro e stavolta Giuliano svetta più in alto di tutti senza marcature, sfiora solamente per questione di centimetri il gol del possibile 2-2. Il difensore centrale da Puglisi a Calivà che cerca sul secondo palo, assistenza, non trova nessuno, trova la segnalazione di fuorigioco dell'assistente del direttore di gara. Qui Bevis invece riconquista la sfera, ancora Casella che mette dall'altra parte per Carbonaro che saldi sul filo del fuorigioco. Carbonaro con il sinistro, stavolta se l'è divorato il numero 7 dell'FC Messina, sarebbe stato il colpo del potenziale KO. Si conclude così il primo tempo, amici della Wii Sport. 2-1 tra FC Messina e Marina di Ragusa. Al 13° il gol di Puglisi e poi la rimonta della formazione giallorossa firmata da Carbonaro e Coria. Fuori Pini, dentro Camarà, Bevis ci prova subito dalla destra, cerca spazio Bevis, mette all'indietro Carbonaro, alza troppo la mira, non riesce a trovare il gol del possibile 3-1. Fuori Facundo Coria, l'autore del gol del 2-1. Entra Francesco Miele sul terreno di gioco, dall'altra parte è il momento di Pietrangeli e di Baldè, doppio cambio in casa Marina di Ragusa. Ancora Carbonaro che elude l'intervento dell'avversario, mette all'indietro per Marchetti che in acrobazia non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ci stanno provando entrambe le formazioni, attenzione perché a metà del secondo tempo rosso diretto per protesta all'indirizzo di Paolo Carbonaro che lascia in 10 l'FC Messina. Adesso mister Udro cerca nuove soluzioni dalla panchina, dentro Rizzo e Di Bari, il numero 18 però diciamo che non impatta proprio bene come vorrebbe il tecnico Mazzariddaro. 2 ammonizioni nel giro di pochi minuti, la seconda qui per simulazione costa l'espulsione anche in casa Marina di Ragusa. Il numero 18 lascia in 10 i suoi, nuovamente parità numerica al Francoscoglio quando prova a fare tutto da solo e a concludere Bonfiglio. Il pallone però
In presa bassa tra le braccia di Jacopo Aiello entra Lucas D'Ambros, cerca profondità mister Ernesto Gabriele, ma Pietrangeli si divora l'occasione del possibile 2-2 intervenendo sul primo palo e sfiorando solamente il gol del pari. Giuffrida dall'altra parte cerca lo spazio per Lucas D'Ambros, a tu per tu col portiere Pellegrino. Lucas D'Ambros nemmeno in questo caso però la mira è delle migliori, entrambe le formazioni sfiorano il gol in questi minuti finali. Qui Casella ancora per D'Ambros, attenzione a Lucas D'Ambros, l'ex Trapani alza troppo la mira e mette il pallone sul fondo al Francoscoglio, però è tempo di triplice fischio, conquista la quarta vittoria consecutiva l'FC Messina, che resta a -1 dalla zona playoff e batte di misura un ottimo Marina di Ragusa, che passa in vantaggio con Puglisi per essere rimontato da Carbonaro e Coria. Amici della Wisport, un cordiale saluto e alla prossima!